G2-3. Bressa, bellezza, messo la principessa. Tu che parla ben, magni su che mai conosco. Bressa, bellezza, messo la leonessa. Sei così sicuro di conoscermi davvero anche tu? Amiche e amici, ben ritrovati a Bressa Belesa. Ecco qui Peppino Impastato, dove si trova il parco pubblico dedicato a questo grande personaggio, il parco pubblico a Brescia. Dov'è? In zona San Polino, in zona Costalunga oppure in zona Violino? Poi in dialetto è il busù. Che cos'è? È il bottone, l'ombelico oppure la damigiana? E attenzione, secondo voi, da quello che ricordate, insomma, in cosa investivano le loro ricchezze i benestanti del 1400? Fate fatica magari a ricordare. Nelle loro attività commerciali, prima soluzione, in proprietà fondiarie oppure in oro? Lasciate fare a loro e voi restate qui su Teletutto, tra pochissimo spieghiamo tutto. Signora Carla Casalinga con 2 figli, se non sbaglio. Esatto. Li vogliamo salutare allora? Si ricorda i nomi? No. Si vergogna del fatto che Esatto. mamma dai le risposte sbagliate in televisione, no, che brava mamma Carla. Allora si parla di un parco pubblico bresciano dedicato alla figura di Peppino Impastato, figura nobile contro la mafia. Dove si trova questo parco pubblico? In zona San Polino, in zona Costalunga o in zona Violino? Zona San Polino, San Polino. San Polino, dice la signora Carla Casalinga. Vedremo alla fine della puntata, ma non è stata cattiva, è andata bene. È il busù in dialetto bresciano. Che cos'è? È il bottone, l'ombelico, che tante volte il bottone sta sopra l'ombelico, o la damigiana? La damigiana. La damigiana, questo lo sa perché lo sa lei? No, perché bevo. Oh, è stemmia? Esatto. Sì, esatto. Ci crediamo, prendiamola così. E allora si parla di benestanti del 1400, lei è una benestante degli anni 2000, ma i benestanti del 1400 in che cosa investivano le loro ricchezze? Nelle loro attività commerciali, in proprietà fondiarie oppure in oro? In oro? Nell'oro. Lei ha tanto oro, signora Carla? No. No, però l'oro probabilmente, L'oro può darsi. l'oro ce l'aveva. Lo so, non ce l'avevano. È tornato a trovarci il medico internista, il dottor Marco. Lei dove esercita? Dove svolge la professione di medico? A Esine, Valle Camonica. Sì. Abita a Brescia e... Faccio il pendolare. Il pendolare, insomma, c'è abbastanza strada, poi è sposato, ha figli. Sposato, 3 figlie. 3 figli che salutiamo. figlie, certo. Brave, 3 figlie. Femmine. 3 figlie con la moglie in casa. Sì. Io non posso toccarlo, vorrei mettere una mano sulla spalla per esprimere la mia solidarietà. Come va la cosa? Bene? Sì, sì. Ecco, il parco pubblico dedicato a Peppino Impastato, che sicuramente lei conosce questa figura straordinaria. Dove si trova? In zona San Polino, in zona Costalunga o in zona Violino? Zona Violino. Poi è il busù, dialetto bresciano. Lei un po' lo parla, lo conosce? Che cos'è? Busù, è il bottone, l'ombelico, la damigiana. La damigiana. Questo lo sa, il medico quando deve festeggiare. E infine, secondo lei, signor Marco, in cosa investivano le loro ricchezze i benestanti del 1400? Nelle loro attività commerciali, in proprietà fondiarie oppure nell'oro? Proprietà fondiaria. Questo sempre hanno fatto. Grazie dottore. Dica 33. 33. Pronti con le soluzioni ai quiz di Bressa Belesa di oggi? Il parco pubblico dedicato a Peppino Impastato è in zona San Polino. Poi è il busù è la damigiana, e i ricchi benestanti del 1400 investivano le loro ricchezze in proprietà fondiarie, acquistando case e terreni. Beati loro. Restate qui su Teletutto, alla prossima, grazie.